Esondazioni ed allagamenti a Tarquinia e a Montalto di Castro, dopo che nella notte la Tuscia è stata colpita da una forte ondata di maltempo. I vigili del fuoco, la protezione civile e le forze dell'ordine sono state impegnate dalla mattinata con diverse squadre, un gommone e i soccorritori fluviali e alluvionali dei vigili del fuoco di Viterbo, con un elicottero del reparto volo di Roma in sorvolo sull'area. A Tarquinia le intense precipitazioni hanno causato l'esondazione del fiume Mignone nelle campagne circostanti, allagando anche i terreni agricoli. Straripamento in località Montericcio. Pure il fiume Marta, che attraversa i comuni di Marta, Tuscania e Tarquinia, ha registrato esondazioni a causa delle piogge intense delle ultime ore. A Montalto Marina si sono verificati nuovi allagamenti, la più colpita è la zona di via Umbria adiacente al fiume Fiora. Il Fiora non riesce a defluire correttamente a causa del mare mosso ed ostacola il flusso delle acque, tuttavia il livello alla foce rimane al di sotto degli scogli. Non mancano i disagi per i residenti, alcuni dei quali rimasti bloccati in casa per la quantità di acqua in strada. Squadre di vigili del fuoco, protezione civile e forze dell'ordine al lavoro per prestare soccorso ad alcuni nuclei familiari rimasti isolati nelle abitazioni.